ritrovati a Telefilm Estate. Questa sera trasmettiamo da Udine, via dei Sarpi, per il mercoledì dei Sarpi all'8ª edizione. Una edizione, questa non è proprio mercoledì dei Sarpi, perché possiamo dire che è l'Aspettando Friuli Doc in una versione ridimensionata, ma non tantissimo, perché alla fine la differenza è che manca la band musicale qui, però voglio dire, l'affluenza di pubblico è tantissima. Vi ricordo l'anno scorso eravamo presenti qua e non riuscivamo a muoverci, adesso già iniziamo ad avere piccole difficoltà. Presento subito Rudy Carrara del Glass, tra gli organizzatori titolari del Glass, infatti siamo qui di fronte, e poi con me c'è anche Gianluca Beltrame, titolare dell'Al Tagliato con il Coltello, con il quale parleremo tra poco. C'è un po' di confusione, ma riusciremo a portare avanti la trasmissione, ed è importante perché vuol dire che questo appuntamento richiama tantissimi udinesi, tantissimi friulani, Rudy. Assolutamente sì, il fatto che non abbiamo la band è un taglio minimo, quello che poi è l'ossatura della manifestazione. Ci sono tutti i chioschi, tutti i locali, abbiamo comunque DJ, abbiamo 3 punti musica lungo la via, quindi insomma non manca comunque l'intrattenimento, però abbiamo preferito evitare qualche serata di musica molto impattante per la zona residenziale qua vicino, mantenendo però insomma bella vivacità. E i giovani rispondono, vediamo quanta gente c'è già adesso, che è presto, alle 21:15, immagino che più tardi si ravviverà ancora di più, perché la serata continuerà fino a che ora? Musica fino alle 23, poi fino all'1 tutti i chioschi e comunque tutti i locali aperti. Abbiamo un'ottima affluenza, ma siamo contenti, una bella serata d'estate, via Sarpi come il centro di Udine è molto bello, sarebbe un peccato non venire a fare una camminata, bere e mangiare qualcosa. Rispetto alla scorsa edizione ci sono alcune novità, per esempio anche una lotteria. Esatto, quest'anno per poter riuscire a finanziare la manifestazione abbiamo pensato a questa lotteria. Ottimi premi, primo premio un'automobile, a scendere buoni viaggio, iPhone, di tutto di più, e tantissimi premi omaggio da parte dei negozianti di via Sarpi e dintorni, molto molto graditi, che quindi vuol dire che anche i non bar ci credono a questa manifestazione e a questa squadra che si è creata in questo piccolo angolo di città. Ecco, per motivi di sicurezza ci sono stati dei cambiamenti rispetto alla scorsa edizione? Purtroppo dopo l'ultimo decreto della capo della polizia ci sono state grandi restrizioni, ci siamo adeguati e la festa c'è comunque, abbiamo messo in sicurezza alcuni settori fondamentali e siamo in ordine, in linea, pronti, proseguiamo, abbiamo la sicurezza, abbiamo messo delle paratie di blocco per eventuali macchine e abbiamo tolto le birre in bottiglia. Senti, qua c'è tanta offerta enogastronomica, tu per esempio qua al Glass proponi delle cappellonghe che immagino siano buonissime, io non l'ho potuto assaporarle ma già il profumo era invitante. Assolutamente sì, ogni chiosco offre qualcosa di diverso, ogni chiosco offre sia da mangiare che da bere qualcosa di particolare, oltre all'intrattenimento musicale e quelli che siamo tutto l'anno. Perché alla fine quelli che trovate al mercoledì dei Sarpi sono gli esercenti e i camerieri che trovate tutto l'anno. E Udine risponde, ma non solo, perché è un appuntamento ormai tradizionale qui e arrivano anche da fuori Udine. Assolutamente sì. Da quando ho messo un post su Facebook il mio telefono è impazzito. La gente non vedeva l'ora, è arrivata l'estate e sono arrivati i Sarpi. Ricordiamo 4 appuntamenti aspettando Friuli Doc e poi il tradizionale mercoledì dei Sarpi con band in ogni angolo. Insomma, io mi ricordo che eravamo qui e c'era una band che ha richiamato tanti giovani. Assolutamente, queste 4 serate qua sono per dare un intrattenimento al centro città senza essere impattanti per la questione di impatto acustico, però dal 19 luglio tornano per 7 settimane 2 band ogni sera, grosse novità, qualche grande conferma, imperdibile. No, ti lascio fare le cappellonghe allora. Vado, grazie e buon lavoro. Grazie. Ciao. A te, buona serata e complimenti. Allora Gianluca, tu le cappellonghe non le fai, ma insomma l'offerta del tuo locale immagino che sia comunque importante, e poi voi siete una novità, no? Per il mercoledì dei Sarpi. Siamo appena arrivati da 2 mesi e ci siamo affiancati alla grande famiglia dei Sarpi e anche noi facciamo il nostro.
Ecco, il bello del mercoledì dei Sarpi è che vediamo tanti giovani e non solo, perché anche famiglie, ho visto anche bambini, per cui è una festa per tutti. Certo, è una festa per la famiglia anche. Abbiamo gente giovane, meno giovane, e abbiamo famiglie, che è una cosa bellissima perché portiamo la gente in centro a Udine. Il centro che è tanto bistrattato invece è un luogo di ritrovo per far festa, e si può far festa anche senza esagerare, divertente. Ecco, tu sei il titolare dell'al tagliato con il coltello, qual è l'offerta? Al tagliato. Qual è la vostra offerta? Noi ci proponiamo con, vabbè, noi siamo prosciutteria anche, ma diamo anche prodotti della regione, pesce, carne di meno, però soprattutto prosciutto e pesce. Difatti proponiamo il frittolin di pesce. Il frittolino, lui le cappellone, insomma sembra di essere al mare. Sì, proprio, ci manca solo la spiaggia e l'ombrellone. Insomma, vediamo che arriva tantissima gente. Sta riempiendo, ormai siamo caldi. Vi aspettavate questo risultato? Sì, anche voi che siete nuovi? Sì, abbiamo un bel seguito anche durante la settimana. Beh, ma comunque Via Paolo Sarpi è viva tutta la settimana, soprattutto il mercoledì, il venerdì e il sabato anche, poi la domenica soprattutto. Nell'ora di pranzo siamo molto attivi. Adesso tra un po' partiremo con un bel progetto, tutte le domeniche di luglio, partendo dal 2 luglio faremo il brunch con musica jazz dal vivo presso la nostra sede lì al Tagliato. Insomma, l'offerta per i giovani è davvero interessante, ma non solo, perché tu mi dicevi che poi per tutto l'inverno, le domeniche, comunque continuate ad essere sempre innovativi e cambiate tipologie di offerte. Sì, diciamo che la festa il mercoledì non manca mai, adesso vabbè in maniera particolare col mercoledì dei Sarpi, però durante l'anno il mercoledì e il venerdì sera è un appuntamento imperdibile qua al Sarpi, ci si diverte sempre. Senti, il fatto che manca la band il mercoledì per voi è un punto un po' negativo per queste 4 serate o no? No, assolutamente no, anzi è stata fatta con intelligenza questa scelta, perché siamo andati incontro anche un po' alle esigenze di chi vive attorno a noi, perché insomma è sicuramente più impattante il concerto dal vivo, anche se effettivamente è molto più bello. Insomma, siamo venuti incontro alle esigenze anche di chi vive vicino a noi e comunque la festa è bellissima e la gente si diverte, siamo tutti contenti. Ricordiamo l'appuntamento ogni mercoledì, noi saremo in diretta fino alle 22:15, però insomma la festa continua anche dopo. Sì, tutti i mercoledì fino a fine agosto e poi vi aspettiamo per il Fluidoc, siamo qua. Bene, allora ricordiamo Gianluca Beltrame che è titolare del locale proprio vicino al Glass. Esatto, siamo qua dietro. Per chi volesse mangiare la frittura arriva da te. Esatto, e soprattutto il prosciutto che è atomico, buonissimo, venite a trovarci. Bene, allora io ti ringrazio per aver aperto la diretta con noi e vi lasciamo un contributo filmato perché è iniziata l'estate, allora andiamo a vivere un po' il solstizio d'estate grazie alle immagini che ci sono arrivate da Davide Carbone, un amico da Lignano che ci propone il concerto del Faro Rosso che si è tenuto questa mattina alle 5, ma anche il solstizio d'estate a Grado nel servizio di Ivan Bianchi. Riviviamone questo contributo filmato.
Risveglio particolare questa mattina per i residenti e turisti a Grado. Sulla riva Nazario Sauro oltre una ventina di arpe dirette da Ester Pavlic ed accompagnate alla tromba da Giuseppe Minina hanno fatto da sfondo musicale per l'alba del solstizio d'estate. Una tradizione musicale ormai per la comunità gradese che vede in questo frangente anche la lettura di poesie di Biagio Marin, lette da Marilisa Trevisan. Dalle emozioni sonore a quelle della danza di Alice Lovrinic, anche il solstizio d'estate 2017 ha avuto la sua magia. In diretta telefinestate dal mercoledì dei Sarpi e vedete come sentite più che vedete la nostra musica della nostra sigla per farvi capire che comunque questo rimane sempre anche un tormentone dell'estate. Allora al mercoledì dei Sarpi trovo anche Annalisa, la nostra amica che ci segue le ricette estive. Sei di Udine, quindi per te è un appuntamento consueto. È un bel appuntamento del mercoledì a metà settimana, anche per rallegrare, per spezzare un po', e soprattutto in serate calde come questa è piacevole uscire e stare un po' in mezzo alla gente, bere qualcosa, passare qualche momento. Allora qua si può mangiare un po' di frittura, le cappellonghe, qualcosina si mangia, ma mai i piatti che ci proponi tu, non saranno mai alla tua altezza. Troppo buona Alexis, troppo buona. Beh no, fanno cose carine, fanno cose veloci, fanno anche diciamo una sorta di street food, cioè una cosa che tu puoi anche mangiare poi muovendoti, camminando e facendo altro. Però diciamo che sono cose sfiziose comunque. È bello perché ci passano davanti, c'è talmente tanta gente, non si accorgono che siamo in diretta, ma questo io dico sempre è bello della diretta. Annalisa, noi stasera lanciamo una ricetta, ma tu ne hai preparate alcune per noi per iniziare un po' light, perché inizia ad avvicinarsi appunto, anzi siamo già da questa, eccoci, siamo in diretta, ciao! Inizia da oggi l'estate, siamo pronti alla prova costume, magari non tutti, e tu proponi delle ricette più leggere. Sai, la prova costume diciamo è prova, no? Ecco. Diciamo che anche visto che fa caldo, visto che magari ci si vuole tenere un pochino in linea e stare un po' più attenti, quest'anno abbiamo pensato di fare delle ricette sempre veloci, sfiziose, facili da fare, però un pochino più attente ad un'alimentazione, come dicono gli americani, healthy, no? Cioè abbastanza che sia attenta appunto a quello che mangiamo, a quello che, come ci nutriamo. Allora le ricette che vedrete nelle prossime puntate, che comunque trovate anche sul blog, sono delle ricette semplicissime però a basso contenuto calorico, e così accontentiamo la gola, accontentiamo il palato, però stiamo un po' attenti alla linea, questo sì. Allora stasera un'insalata di pollo? Sì, si chiama l'insalata di pollo più buona del mondo, almeno io l'ho chiamata così, ed è un'insalata semplicissima con del pollo grigliato, del sedano, e c'è anche un po' d'uva, c'è anche una nota sfiziosa, e così è leggera. Se poi uno la vuole fare diciamo un pochino più gustosa, ci mette un po' di bacon, ci mette un po' di formaggio, e così c'è la versione A e la versione B a seconda della forma fisica. Allora, voi vedete tutte le ricette di Annalisa, le vedrò anch'io con voi, poi anche in replica, ma non ho mai cenato con Annalisa, non ho mai provato un piatto di Annalisa. I miei operatori sì, qualcosina sono riusciti a spilucchiare nel corso delle registrazioni, io mai, quindi in diretta mi inviti sicuramente a provare un piatto. No, devo assolutamente, anche perché bisogna porre rimedio a questa situazione. E quindi Alexis ti aspetto nella cucina di Manca al Sale per assaggiare i piatti che magari facciamo anche assieme. Allora io e Annalisa lanciamo insieme la ricetta estiva di questa sera, questa insalata di pollo, e naturalmente appuntamento ad ogni martedì, perché poi ritornerà martedì l'appuntamento con la ricetta estiva. Grazie Annalisa. Ciao cara, buona serata, ciao a tutti. Ricetta estiva, a dopo.
Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti nella cucina di Manca il Sale. Manca il Sale è il blog di cucina per indecisi. Ora ho pensato stasera di prepararvi una ricettina veloce, sfiziosa ma molto saporita, l'insalata di pollo, ma non un'insalata di pollo comune, l'insalata di pollo più buona del mondo. Allora, andiamo a vedere subito gli ingredienti che ci serviranno per prepararla. Ci servirà del petto di pollo, così anche stiamo un attimino attenti alla linea e alla dieta utilizzando il petto di pollo, che si sa è una carne molto buona, nutriente, ma anche estremamente leggera. Un po' di rosmarino per insaporire il nostro pollo, del sedano, della pancetta bacon, ecco, questo forse è la nota meno light, ma ci sarà anche il piano B, non temete. E poi dell'uva Red Globe come questa, cioè con gli acini belli grossi e succosi. Poi ci servirà del sale, del pepe e decideremo se mettere dell'olio d'oliva o se no il bacon. Allora, andiamo a preparare il nostro piatto, ma vi dirò che io mi sono già portata avanti con i lavori perché ho già grigliato il petto di pollo. L'ho grigliato semplicemente in padella senza aggiungere niente, cioè la padella rovente, e ci ho messo il mio petto di pollo e adesso lo farò a scaloppina o a cubetti, come preferite. Allora, iniziamo. Ecco, per un po' aromatizzarlo, nella pentola appunto ho messo il rosmarino. Guardate, facciamo così, vedete che lui si taglia come il burro, ma del resto il petto di pollo si sa che è una carne tenera e saporita. Non ci ho messo né olio né nessun condimento, perché la ricetta deve essere abbastanza leggera. Bene, facciamo anche questo. Perfetto, ciotola. E via il primo ingrediente. Vedrete che buona che è questa insalata di pollo. Poi il sedano. Allora, prendiamo un gambo, già lavato e pulito, lo taglio a cubetti, poi andranno dritti in pentola e nella bowl con il mio pollo. Sedano conferisce una nota di freschezza senz'altro al piatto e anche gli dà quella croccantezza, no? Per dirla alla Cannavacciuolo. Ci diamo un po' di croccantezza. Vedete che già prende un bel colore e anche un bel aspetto. L'uva, allora, acino, tac, nel mezzo. Visto che sono belli cicciotti questi, addirittura lo taglio in 4. Invece questa qua poi è particolarmente succosa e saporita, gli dà comunque un tocco di dolcezza e anche un tocco un po' etnico, no? Che dite? Un po' di frutta con il pollo, che il pollo si presta molto bene con la frutta, se ci pensate. Non lo so, il pollo all'ananas è veramente una delizia, ma anche il pollo con le mele è un piatto delizioso. Questo siamo a buon punto. Mettiamoci ancora un acino, va? Bene, il bacon. Allora, se siete a dieta stretta, ma proprio stretta, basterà condire con un filo d'olio d'oliva, del sale e del pepe e la vostra insalata di pollo sarà bella e pronta. Se la vostra dieta è stretta ma non è strettissima, tipo la mia che non è mai strettissima, magari ci mettete un po' di bacon che adesso noi faremo cuocere in padella. Non servirà a questo punto aggiungere null'altro, perché se ci metto il bacon non ci metto magari l'olio, quindi vedete è anche un giusto compromesso, ma la vostra insalata di pollo ne guadagnerà senz'altro in bontà. Ora,
lo taglio a pezzettini, lo preparo già e poi lo metterò 3 minuti sul gas in modo che si cuocia e si diventi un pochino croccante, perché il bacon è buono quando è croccante, poco da fare. Eccoci qua, la pentola bella calda, ecco, vedete che, e dai, un tocco di golosità. La facciamo abbrustolire qualche momento in modo che diventi bella croccantina. Eccoci, allora pancetta bella sfrigolante, a questo punto ce l'aggiungo con tutto il grasso, tanto non metto altro. Oh, che bene, una bella insalata. Ecco, questa è veramente una ricetta che poi potete arricchire o variare a seconda dei vostri gusti. Beh, intanto ci aggiungo un po' di sale perché comunque non ce l'avevo messo e ci sta. E poi non lo so, vi piace il formaggio? Magari ci mettete qualche cubetto di scamorza che sta molto molto bene con questo abbinamento. Vi piacciono le erbe aromatiche? Magari ci mettete un po' di santoreggia o delle altre erbe aromatiche che vi possono piacere, che possono dare un buon gusto. Se siete, come ripeto, a dieta, un filo d'olio e lei è già pronta. La bontà è data appunto dal petto di pollo che è grigliato, da questo sedano un po' croccante, dalla dolcezza dell'uva e poi ovviamente dalla bontà della pancetta. Ecco, questa è l'insalata di pollo secondo me più buona del mondo e io vi ricordo che per farla vi servirà del petto di pollo, vi servirà del sedano, dell'uva, io ho usato la Red Globe ma comunque sia l'uva che più gradite, sale e pepe, un po' di rosmarino per il petto di pollo e della pancetta, bacon oppure dell'olio d'oliva. Tutti gli ingredienti, i dosaggi e i passaggi della ricetta li trovate sul mio blog all'indirizzo www.mancalsale.it. Io vi saluto, vi auguro una buona insalata di pollo che potete portare con voi al mare, in montagna o dove andrete nei prossimi giorni e ci vediamo alla prossima. Ciao! Delle Friuli d'estate in diretta da Udine per il mercoledì dei Sarpi, oppure meglio chiamarlo aspettando Friuli Doc, visto la nuova formula. Ne parliamo con il presidente del comitato Sarpi, Giulio Bernie, ci siamo spostati in questa zona, poi faremo vedere in diretta anche la realizzazione del fricco e non solo, perché qua si mangiano i prodotti tipici della nostra terra. Sì, quest'anno abbiamo deciso di fare un'anteprima dei mercoledì dei Sarpi, dedicandoci ai prodotti locali, quindi alle eccellenze della nostra regione. Oggi ogni locale ha deciso di fare qualcosa di tipico che ci rappresenti. Io qua ho il fricco, prodotti della terrina d'Aviano, produttori artigianali friulani e i vini di Gori. Abbiamo deciso di fare un'anteprima di Friuli Doc, un'anteprima per far capire che quando in via Sarpi noi non siamo solo a far musica e spettacolo, ma noi siamo tutti i giorni a dare un servizio ai clienti, a dare da bere, da mangiare, cercando di dare prodotti di qualità. Questo è quello che cerchiamo di fare. Ogni giorno devo dire che la via si anima di nuovi colleghi, evidentemente c'è un'attrattiva per la via, per quello che facciamo, e c'è una collaborazione stupenda. E da ieri è arrivato qua un amico, perché lo conosco da anni, Matteo, che ha rilevato il barlume qua vicino e ritengo che ha deciso di fare un lavoro di grande qualità e credo che avrà un grande successo come tutta la via. Poi
arriverò anche da lui, però io volevo chiederti, approfittando un po' anche della risposta degli udinesi, non solo, perché sì, è una versione diversa del Mercoledì del Sarpio, ma ricordiamo che a luglio ritornerà la versione tradizionale con la band, quindi musica dal vivo, che quello è sicuramente un punto di forza, però i prodotti del territorio credo che siano una forza ulteriore, no? I prodotti del territorio saranno sempre protagonisti. Diciamo che abbiamo voluto allungare un attimino le serate all'aperto per dare un intrattenimento, per dare un segnale alla città che alla fine non esistono solo i centri commerciali, ma esiste la città con la bellezza della città, e quindi abbiamo fatto un'anticipazione dei Mercoledì dei Sarpi. Una risposta a chi dice che il centro di Udine non è così vivo. Il centro di Udine bisogna farlo vivere, e alla fine noi abbiamo deciso di rimboccarci le maniche, di non lamentarci e di fare qualcosa per animare il centro di Udine. Credo che è l'8° anno che riusciamo a farlo, penso che le presenze ci diano ragione. Abbiamo deciso di allungare queste serate, però senza diciamo, andare a turbare il riposo dei residenti, quindi abbiamo accorciato le serate musicali all'aperto. Però abbiamo cercato di dare un nuovo sprint alla manifestazione, facendo questo aspettando Friuli Doc con i prodotti tipici locali. L'anima dei Mercoledì dei Sarpi ci sarà sempre, perché la musica all'aperto è sempre uno spettacolo ed è sempre quella che attira la gente, e quindi partirà regolarmente dal 19 luglio con 2 piazze musicali, una di fronte al Barlume e una di fronte al Glass, e cercheremo di far divertire gli udinesi senza andare a disturbare il riposo dei nostri vicini. E la musica si spegnerà sempre alle 11, quindi credo che sia un sacrificio accettabile da parte di tutti per animare la città, perché la nostra città è bella viva. Allora Matteo, tu sei una new entry, ma immagino che l'entusiasmo anche dei tuoi colleghi ti abbia portato a lanciarti in questo Mercoledì dei Sarpi alla grande, no? Poi naturalmente si parlava del fatto che manca la musica dal vivo, però insomma la risposta degli udinesi, e non solo, perché non arrivano solo udinesi qui. Ma sì, diciamo che quest'anno appunto hanno fatto questa scelta di cominciare con una versione un po' più soft, diciamo, un po' più incentrata sul prodotto anziché sull'intrattenimento vero e proprio, che sicuramente sta dando, almeno questa sera, nonostante qualche accenno di pioggia iniziale che ci ha fatto un po' tremare le gambe, ha dato sicuramente comunque un'ottima risposta. Abbiamo puntato sui prodotti. Io sono l'ultimo arrivato appunto qui in via Sarpi, per quanto abbia già partecipato in veste di, diciamo, collaboratore in altre edizioni, e devo essere sincero, questa scelta nel mio caso è assolutamente adeguata, anzi è eccezionale, anche perché appunto noi abbiamo deciso di rilevare il barlume e fare un lavoro soprattutto per quanto riguarda soprattutto i cocktail nel nostro caso, un po' anche andando a fare un lavoro complementare rispetto a quello che può essere quello di Giulio, che è più incentrato sui vini, queste cose qui. Abbiamo attirato dentro la nostra attività Andrea Ruffo, che è un noto barista, insomma, della zona e non solo, e quindi punteremo molto su quello e su un aperitivo su quello che può essere un discorso un attimino più anticipato come orari, come cose, per non andare proprio, come si diceva prima, a disturbare e influenzare solo con la musica o con la movida, come spesso viene usata la città, insomma. Quindi qualità unita appunto al divertimento, a creare un salotto, insomma, questo è l'intento, e con i Sarpi di questa sera mi pare che ci stiamo riuscendo, insomma. Bene, complimenti. Io sono riuscita a intercettare un collega, Davide Vicedomini, del Messaggero Veneto, che andava in giro, ecco, e l'ho fermato. C'era una bottiglia di birra da qualche parte, non per bere ma per vedere se erano per terra. Aria totalmente composta, non perché mi lo dice adesso Giulio dietro le quinte, ma aria totalmente composta. Tutto bene, mi sembra che sia una bellissima festa, almeno per adesso. Speriamo, insomma, che ci sia anche dopo, insomma, visto che dopo magari verso le 11, mezzanotte, il grado alcolico magari è un po' più elevato, insomma. Ma tu hai già sentito? Basso, insomma. Vabbè, ma tu hai sentito i rumors un po' della gente? No, sono arrivato, tu mi hai blindato. È stata la scena. Avevo appena iniziato da via Paolo Sarpi per vedere che c'era il primo jersey messo lì per bloccare, ovviamente.
via Sarpi, no, via Valvason dall'altra parte, no? Via Sarpi, via Valvason, per vedere insomma se c'erano i blocchi. Effettivamente è vero, stavo dando un'occhiata un po' al piano della sicurezza, tutto a posto insomma. E comunque vedo che la gente credo che stia gustando molto, non solo il bere ma anche il mangiare. Infatti ero molto incuriosito da quello che c'è dietro e qualcuno ha visto che ne ha già approfittato, visto che stanno mangiando un po' di frico. Ma questa nuova formula secondo te comunque è accattivante? Sì, sicuramente, no, sembra già di essere a Friuli Doc, anzi, cioè, quando sono arrivato mi sembrava già di sentire qualche odore da Friuli Doc, insomma, quindi insomma possono stare soddisfatti, insomma, credo che sia una delle vie più animate poi, quindi va dato merito a questi ragazzi che si sono messi insieme, non è facile di questi tempi mettersi insieme, cercare di unirsi, cercare di coinvolgere anche altri commercianti del centro storico, se non sbaglio anche per la lotteria, no? Ho visto tanti premi ricchi cotillon che guardai, che appunto erano 30 premi, mi davano tanta voglia di prendere queste, anzi ne ho acquistato uno, la verità ne prenderò qualcun altro. Di questi biglietti alla lotteria, solo 2 euro, se non sbaglio, giusto? Te lo sto promuovendo, Giulio, eh? Dovresti assumermi. Oh, ecco, grazie. Volevo arrivare a questo. Cosa si fa per un taglio, vice Volevo Domini? arrivare a questo. Allora, grazie Davide, io ti lascio lavorare, anche se tu parti con il taglio e dopo vai a lavorare, no? Sì, giusto, così dopo in caso fanno l'articolo su di me. Grazie, perché è anche simpatico Davide Vice Domini. Ricordiamo appunto la lotteria con te, Presidente. La lotteria quest'anno, per fare una forma di autofinanziamento, abbiamo organizzato una lotteria del mercoledì dei Sarpi, che dobbiamo vendere dei biglietti a un prezzo di 2 euro, quindi accessibile a tutti. Però ricordiamo che il primo premio è un'automobile, una Ford Ka full optional. Secondo premio abbiamo un buono viaggio da 2000 euro, terzo premio abbiamo un iPhone 7, una bici elettrica, più tutti i buoni offerti dai colleghi che ci hanno dato una mano. I biglietti dove si trovano? I biglietti si trovano in tutti gli pubblici esercizi di via Sarpi e anche degli esercizi commerciali che ovviamente ci danno una mano. Devo dire che devo ringraziare chi ci ha dato una mano per organizzare la manifestazione, a prescindere dai premi, che l'Auto Più e il Credit Friuli, che ci hanno veramente aiutato, perché i costi sono crescenti anche per le nuove disposizioni per la sicurezza, che ci costringono ad avere due persone per la sicurezza della via, e quindi abbiamo bisogno veramente dell'aiuto di tutti e dobbiamo ringraziare chi crede in noi. Davvero complimenti, perché insomma il risultato al momento vi premia, e quindi complimenti davvero. E in bocca al lupo anche per le prossime serate. Grazie mille. Grazie. Noi vi lasciamo adesso ad una rubrica, una novità di questa stagione di Telefilm Estate, ovvero gli Average Furlangai, che naturalmente ogni mercoledì sono presenti a Telefilm Estate. Vi lasciamo la rubrica.
primi prodotti partendo dal fricco. Ecco, e c'è la Linda che ci racconta un po' qual è la vostra offerta, perché non solo fricco. Allora, ringraziamo intanto Giulio per averci chiamato qui. Noi siamo un'azienda friulana, produciamo formaggi e questa sera proponiamo il nostro fricco che è fatto con 50% di formaggio Latteria di Aviano e Montasio e 50% di patate friulane, quindi un prodotto 100% Friuli. Poi proponiamo la nostra stracciatella di burrata sempre di Aviano con il pomodorino secco o con l'acciuga, e poi proponiamo una cosa particolare che è la raclette. Questo è uno strumento francese, svizzero-francese, che noi però utilizziamo con il nostro formaggio Latteria di Aviano. Questo è un formaggio a latte crudo, stagionato 60 giorni, bello saporito, che sciogliamo in una barchetta di patate lesse sempre friulane. Quindi abbiamo fatto una proposta 100% del nostro territorio. Allora, adesso sono le 22:05. Riuscite a quantificare quanti fric avete fatto? Allora, noi abbiamo appena fatto una stima e abbiamo venduto più di 100 piatti tra frico e il tris di questi nostri cicchetti dei prodotti Latteria di Aviano. Nonostante il caldo, il frico va sempre. Il fricco tira sempre. Bene, complimenti, perché davvero è invitante solo guardarlo, quindi davvero complimenti. Grazie, grazie mille. Allora io vi chiedo un attimino di spostarvi per lanciare un momento musicale. Loro sono i Dancers Mood e lei si chiama Alberto, mi ha detto. Sì. Che canzone ci fai in diretta per Telefilm Estate? Facciamo un pezzo di Ray Charles, Unchain My Heart. Vai! Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, you don't care about me. You got me so like a pillowcase. You let me look, go away. So unchain my heart, please, me, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, you don't love me more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you know that I know. So unchain my heart, please, me, set me free. Under your spell, like a man in a trance, but I know damn well I can't stand a chance. I stay in my heart, let it go away. Unchain my heart, you're pouring me night and day. Why let me through like a misery when you don't make that bit for me? So unchain my heart, please, me, set me free. Like a man in a dream, but I know darn well I can't stand a chance. So I chain my heart, let me go away. Unchain my heart, you're pouring me out a day. Why let me through life of misery when you don't care about a bit of me? So unchain my heart, yes, unchain my heart, yes, unchain my heart, or set me free.
Complimenti a questo gruppo musicale che fa parte appunto del Mercoledì dei Sarpi, aspettando il Friuli Doc. Intanto qua la richiesta di Fricco aumenta. Tu non hai caldo? Un pochino? Un pochetto. Però continui a lavorare, bravo. Noi invece andiamo a vivere un momento dedicato alla danza con alcune esibizioni che abbiamo seguito già nel corso di Telefriuli Estate, ricordandovi che domani saremo in diretta dal lounge bar del CDA Talmassons, dove sarà un'altra serata dedicata alla danza. Allora, una piccola anticipazione di quello che abbiamo già visto ma che vedremo anche domani nel corso della diretta di Telefriuli Estate. Mercoledì dei Sarpi per Telefriuli Estate. C'è tanta gente che arriva, che gusta i prodotti tipici della nostra terra, che beve, si diverte ascoltando buona musica, come questa signora che si chiama? Elena Ciotti. Da dove arriva lei? Da Vagnacco, abito a Tavagnacco, ma sono di Udine. Prima volta al Mercoledì dei Sarpi, no? Vengo sempre, sì. Ecco, questa forma tridimensionato senza musica live, cioè almeno qua c'è, però di solito c'erano dei momenti dedicati a dei concerti. Secondo lei è comunque una buona offerta? È comunque una buona offerta, a Udine è piacevolissimo venire, trovare gli amici, scambiare due parole, stare bene. Peccato però che non ci sia maggiormente qua, infatti siamo qua perché c'è anche la musica. Ma poi dal 18 luglio ritornerà la formula normale. Luglio, certo, sì, luglio. Sì. Grazie, allora vado da questa signora che si chiama? Silvia. Ciao. Di dov'è lei? Udine, abito qui in centro, qua vicino. Ecco, questa formula ridimensionata la vive meglio da residente, senza la musica live delle band? Non ci disturba la musica comunque perché gli orari sono limitati e quindi comunque non dà fastidio. Benvengano il Mercoledì dei Sarpi per movimentare un po' il centro. Grazie, anzi. Bene, allora pensieri positivi come quelli che rivivremo domani nel corso della diretta di Telefriuli Estate. Vi dicevo che ci saranno dei momenti dedicati alla danza, come abbiamo già vissuto nella scorsa puntata dal lounge bar della CDA di Talmassons. E allora vi mostriamo un'altra clip ringraziando sempre la DNA Danza e la Fanny Center di Feletto, e poi ritorneremo in diretta da qui per i saluti finali. Un'altra clip dedicata alla danza.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady bigger. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. My daddy before me, so I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Mercoledì dei Sarpi, ricordandovi sempre di mandarci le vostre immagini delle vacanze, le foto, selfie, ma anche video, perché per esempio domani vi faremo vedere un video che ci è arrivato direttamente da Venezia delle vostre vacanze. Allora ci vediamo domani in diretta a partire dalle 21:15 a Telefriuli Estate. Buona serata con Telefriuli, grazie a Giandomenico Ricci qui con me e a Pierangelo Buttazzoni a Tavagnacco. Grazie a voi per l'attenzione, a domani.